Fischia l'arbitro Taglieri, allora comincia anche questo ultimo quarto di finale in programma oggi qui a San Luigi. Si tratta sempre della gara di andata, di fronte ci sono le formazioni di Gomme Marcello, divisa nero-arancio, e l'Accademia di Guida in formazione rosso-blu. Va proprio Colia, poi si avvicina De Napoli. Colia saggiamente sceglie di andare in area a saltare, c'è anche Del Bello che si smarca, palla sul secondo palo, arriva proprio Del Bello e arriva dopo 2 minuti e 55 secondi di gioco il gol del vantaggio dell'Accademia di Guida. Ha segnato Riccardo Del Bello sul calcio d'angolo battuto a rientrare da Stefano De Napoli. Non esattamente impermeabile la difesa nero-arancio su questo piazzato. De Napoli in fallo laterale, allora Stipancic, spazio per impostare l'azione, pensa alla conclusione, invece verticalizza per Ciriello. Era ottimo il filtrante di Stipancic, Ciriello però non è riuscito a chiudere completamente la conclusione col mancino, allora sfuma questa occasione per le Gomme Marcello. Sabato, sempre qui a San Luigi, Ponis, filtrante per Tentindo che ha spazio, il destro, bellissima la parata di Gon che gli dice di no, bella anche l'iniziativa con l'assist filtrante di Ponis e la conclusione di prima di Tentindo. Dall'altra parte la Paine respinge, ritorna Stipancic, si appoggia sul suo portiere ma subisce anche fallo. Palla però recuperata dalla squadra nero-arancio, Ponis il controllo a seguire, fa viaggiare Stipancic, posizione centrale, tenta il tiro in porta, c'è un rimpallo, non si fa sorprendere Gon, bravo qui. E poi c'è fallo in attacco fischiato a Gomme Marcello da Taglieri, si riprenderà col calcio di punizione per l'Accademia di Guida. Da destra verrà battuto da Tentindo che sta prendendo in mano la squadra. Palla battuta in mezzo, bassa, si inserisce con grande tempismo Stipancic, perso dalla difesa avversaria. Intelligente qui la soluzione di Tentindo che anziché mettere una palla più o meno a caso in mezzo ha osservato l'inserimento coi tempi giusti da parte di Manuel Stipancic che di piatto non ha lasciato scampo a Gon. Dall'altra parte tenta di andarsene in mezzo a due, fermato regolarmente dice l'arbitro, riparte l'Accademia di Guida ma recupera Ponis, l'anticipo, arriva in posizione di tiro, l'assist per Tentindo che non arriva all'impatto decisivo col pallone, sfuma l'occasione per completare la rimonta da parte della squadra nero-arancio. C'è rimessa laterale per l'Accademia di Guida, anzi per Gomme Marcello, scusate. Ciriello di testa, palla sul palo e poi va a rimetterla in porta lui. Si era addormentata la difesa, ce lo stavamo perdendo anche noi. Ciriello imbeccato da una rimessa laterale, ha spizzato di testa, palla che è andata a infrangersi contro il palo e poi più lesto è stato ancora lui, il numero 11 Gianluca Ciriello, a ribadire in rete il tap-in. Gomme Marcello 2, Accademia di Guida 1. Completa quindi la rimonta la squadra nero-arancio in chiusura di primo tempo. Zetto trova bene Stipancic, spalle alla porta, controlla con la suola, si gira, va da Ciriello, il controllo a seguire, il sinistro ed è un gol bellissimo anche questo da parte del numero 11 Gianluca Ciriello. Bella tra l'altro tutta la costruzione dell'azione, conclusa con la verticalizzazione da parte di Stipancic, il controllo a seguire di Ciriello che ha fatto secco prima il suo diretto marcatore e poi l'estremo difensore avversario. 26:30 sul cronometro, laterale battuta, Tentindo con la suola, sempre elegantissimo il 7 nero-arancio. Stipancic, verticalizzazione per Ciriello che tenta un altro gol spettacolare, stavolta con la spaccata acrobatica, palla che però si alza, sfiora il gol del 4-1 la squadra di Gomme Marcello. Quando Taglieri decreta la fine del primo tempo si va a riposo con la squadra nero-arancio, Gomme Marcello in vantaggio per 3-1 sull'Accademia di Guida. Ricomincia il match tra Gomme Marcello e Accademia di Guida. Eric Colia col destro, l'appoggio su Del Bello, qualche problema nel controllo, arriva in posizione di cross, lo effettua, palla in area ed è prodigioso il riflesso dell'estremo difensore Bonin
una palla che gli è spuntata davanti dal nulla, non l'ha toccata nessuno, stava per infilarsi in porta. Attenzione al corner, battuto in area col destro. Disnan da Davide a Marco, controlla bene palla, cambia gioco e premia la sovrapposizione di Del Bello, che ha spazio per andare col destro in porta, chiude la traiettoria con una bella parata tuffandosi sulla sua sinistra Matteo Bonin. Allora attenzione al corner, già battuto, palla in mezzo che sfila, arriva sul secondo palo. Gomme Marcello 3, Accademia di Guida 1. Calcio di punizione per i rossoblù. Va a Collia col destro verso la porta, coi piedi Bonin, poi di testa Davide Disnan, e Bonin torna ad occupare la propria posizione in porta e blocca la minaccia, quindi grande reattività da parte dell'estremo difensore in maglia arancio. Formazione Gomme Marcello già ripartita con Zetto, cerca la collaborazione dei suoi, è chiuso da due avversari. Zetto tenta di andare all'indietro, palla pericolosa ma che raggiunge comunque la Paine, se la cava qui ed esce bene la squadra nero-arancio, che ora ha spazio per il contropiede. Tentindo punta centralmente, va Tentindo con l'assist per Zetto ed è ancora una splendida giocata del numero 7, appena rientrato va subito a rimettere il marchio sulla partita. È stata decisiva l'impostazione da dietro della squadra nero-arancio, che ha rischiato qualcosa in fase appunto di manovra dal basso sul pressing avversario, ma poi una volta usciti hanno trovato la retroguardia avversaria sguarnita. 29esimo che scocca in questo momento, quindi siamo prossimi al triplice fischio di Taglieri, che indica comunque che verrà battuta, e invece no, vuole il pallone perché finisce qui questa andata dei quarti di finale. Gomme Marcello batte Accademia di Guida 4-1. Appuntamento a sabato sera sempre qui a San Luigi per le gare di ritorno di questi quarti di finale.